Un riconoscimento che dà prestigio a questo immobile, a tutta la comunità e anche a tutto il territorio. È un elemento in più per far conoscere questa villa, il suo paesaggio, il suo parco e anche la sua storia. Entrare a far parte di una rete così importante ci rende orgogliosi e devo dire è stata una bella sorpresa che va a chiudere quest'anno proprio inserendo la villa all'interno del patrimonio storico italiano. La villa è un cenacolo veramente di tante associazioni e realtà, è un luogo di cultura aperto, un luogo dove le arti, gli artisti e la musica trovano casa, ma è anche un luogo di lavoro, è una struttura che ospita la sede del consorzio di OCG, che ospita il gruppo di azione locale, che ospita la Fondazione Totti del Monte, la Fondazione Fabbri in alcuni eventi, è il luogo in cui l'amministrazione comunale organizza incontri, organizza mostre, dà spazio ad artisti e alle aziende di poter presentare all'interno di questa cornice di una villa veneta nel territorio UNESCO i loro prodotti. Il riconoscimento è attribuito per quello che vediamo oggi, che anch'io osservo, cioè il fatto che siamo di fronte a un contenitore, un edificio storico, che però è stato restaurato e quindi questo già sarebbe un elemento, diciamo, estremamente positivo, ma è stato anche valorizzato, cioè gli è stato dato un contenuto, perché questo contenitore, questa villa, è una villa viva, fruibile, perché il codice dei beni culturali prevede la fruibilità, e qui hanno sede tante iniziative, ha sede il Consorzio del Prosecco, hanno sede iniziative espositive, iniziative museali, è una sorta di laboratorio, di incubatore. Nel 2026, come noto, si svolgeranno tra Milano e Cortina i Giochi Olimpici invernali. Purtroppo i Giochi Olimpici si risolveranno in pochi giorni, a febbraio-marzo del 2026. Noi invece dobbiamo sfruttare questa opportunità, questa occasione, creando un itinerario che possa cominciare ad essere operativo e quindi attrattivo già da adesso e andare anche oltre la data del 2026, perché queste iniziative che danno una visibilità internazionale vanno assolutamente sfruttate e intercettate. Abbiamo una grande opportunità oggi perché il territorio di Treviso contiene un numero enorme di professionisti, di imprese, di artigiani che sanno lavorare molto bene nel settore del restauro, e credo che partendo proprio dalla ricerca, dallo svelare le capacità di queste persone, riusciremo a fare in modo che Treviso diventi effettivamente una grande palestra dove il restauro possa diventare effettivamente un modus operandi da poter poi diffondere in tutto il territorio nazionale, non perché siamo più bravi di altri, ma perché abbiamo veramente delle eccellenze che nascono dal territorio. Oggi dobbiamo mettere in ordine, fare sistema, perché quello che non abbiamo mai fatto è stato proprio quello di mettere in ordine e di fare sistema con tutto questo gruppo di persone che lavorano, con tutte queste varie esperienze. Oggi dobbiamo fermarci un attimo, come dire, distoglierci dalla frenesia di tutti i giorni e fare in modo che ogni realtà produttiva diventi effettivamente un'opportunità da poter proporre, svelare tanti segreti, svelare tanti modi di operare e fare in modo che tutto diventi un sistema più efficace per il futuro. Un attestato importante è soprattutto la possibilità di iniziare un percorso che riguarda un dialogo molto forte e molto stretto con tutte le realtà che a livello nazionale si occupano di non solo conservare i patrimoni, ma anche e soprattutto di valorizzare i patrimoni che non sono solo quelli edificati e costruiti, ma sono i patrimoni complessivi. In questo luogo dove noi lavoriamo e abitiamo si tratta di pensare anche a come valorizzare il territorio. Per noi è una sfida molto importante, è anche un riconoscimento che ci dà molto stimolo per proseguire le attività che portiamo avanti dalla nascita della Fondazione.